Gattopardo ti volevo fare una piccola valutazione, nel senso che tu giustamente liquidi questa frase che è diventata un po' il passepartout col quale è il luogo comune col quale si liquidano le cose siciliane, però in un altro passo del libro riprendi un concetto del Gattopardo, nel senso che a un certo momento dici che in Sicilia il più grande peccato, quando parli di Balat, fra l'altro un tema sul quale ti volevo stimolare per spiegarci cos'è, tu dici che eccolo qua, perché fare in Sicilia è già peccato. E in fondo è lo stesso discorso che il principe Salina fa a Chevalley quando dice che appunto i siciliani non rimproverano a qualcuno di fare bene o male, ma rimproverano di fare. Quindi in fondo forse Lampedusa qualcosa di attuale ce la dice ancora. Certo che ce la dice ancora, a maggior ragione quando, rifiutando il laticlavio senatore del Senato, capisce una cosa che poi è diventata una maledizione per tutti noi. Allora, questo mio libro è sicuramente un dito puntato contro, è un dito accusatore, però questo dito io lo punto e lo carico di accuse avendo cura della presenza di uno specchio, perché mi ci metto io, ci metto tutti noi, la nostra storia, ci metto quel passato. E quindi quando tu mi fai riferimento a questa malattia del fare, io ci aggiungo anche un'altra cosa, l'odio atavico che abbiamo noi per la verità. Noi odiamo la verità e odiamo dirla a noi stessi, odiamo affrontarla. Non a caso abbiamo costruito questi 1000 reticoli barocchi. Adesso si tratta di dire le cose perché è finita. Perché quando Mauro ha preso quella pagina sull'adesso basta significa che è finita e che non ci sono più possibilità di immaginare teorie, belle chiacchiere, è finita. Bisogna subito muoversi. E allora bisogna dire che, per esempio, quando una persona per bene in Sicilia si dà alla politica, si sporca. Quando una persona per bene in Sicilia fa l'imprenditore, sa perfettamente qual è il suo destino. O finisce in galera o finisce ammazzato. Tutte queste complicazioni che ci siamo dati le paghiamo, è il pegno che stiamo pagando per il nostro presente, certo, ma per il nostro futuro. La Sicilia è il posto dove sono capitate due cose fondamentali, di cui nessuno magari prende in considerazione. Allora, la prima è che sono morti i nonni e con la morte dei nonni sono sparite le pensioni. Sono sparite le pensioni e non c'è più la possibilità di comprarsi la birra al bar del Corso. Poi che cosa è successo? C'è la generazione dei cinquantenni in Sicilia. I cinquantenni in Sicilia sono o precari, o disoccupati, o nella migliore delle ipotesi, quando sono fortunati, sono licenziati. Chiunque faccia un'incursione nella grande provincia siciliana si rende conto di un fatto, che quegli enormi paesoni che fino a, vogliamo esagerare, fino a 20 anni fa producevano vita, davano un'identità, avevano i loro professionisti, avevano la loro effervescenza, avevano le loro feste, avevano la loro vita sociale, adesso sono diventati deserti. La mia casa al mio paese si affaccia su altre 7 case, tutte e 7 abbandonate.
Io ci sono entrato dentro perché lasciano le porte aperte ancora coi mobili, come se fossero state abbandonate per un incendio. I licei chiudono, nessuno si è reso conto di questo fatto, che è gravissimo, che importanti portoni che hanno dato la strada a gente che poi è diventata il ceto dirigente di tutte quelle realtà, a gente che poi magari se n'è andata via, ma che ha portato frutti, non ci sono più. La popolazione cosiddetta studentesca è più che dimezzata. I dati Istat raccontano di 11 milioni di poveri in assoluto in più in Italia. La stragrande maggioranza di questi poveri, secondo i dati dell'Istat, sono tutti in Sicilia, ed è ben strano. Già questo contesto ci fa capire, in termini di bellezza e di grazia e di storia, come possa essere contraddittorio. Immagineremmo delle favelas per giustificare questi numeri. È ben strano che la Sicilia, proprio la Sicilia, che dovrebbe essere la prima vetrina dell'industria del turismo, abbia tanti poveri. La Sicilia, che dovrebbe essere la prima vetrina dell'agricoltura, abbia tanti poveri. La Sicilia, che dovrebbe essere la prima vetrina nell'offerta del patrimonio culturale e artistico, abbia tanti poveri. È ben strano, è singolare, non si capisce. Io faccio un ragionamento banale, cretino, però non riesco a spiegarmi come mai sia Rimini, che venne definita a suo tempo scarto di Romagna, rifiuto delle Marche, ad essere la prima vetrina nell'industria del turismo, e non citiamo Taormina, non per esempio Marzamemi. È strano, e tu lo sai benissimo perché ci hai vissuto a lungo, che la più potente vetrina dell'agricoltura sia la Germania, e la Germania certo non ha un clima che da maggio a ottobre possa giustificare, mi pare, i 16 diversi tipi di pane che vengono prodotti dal genio rurale. Ma com'è possibile tutto ciò? Poi certo c'è anche un'altra pagina dell'Istat che vorrei segnalare. Secondo i dati Istat, la Sicilia, e stiamo parlando della Sicilia, immaginate la cartina geografica, allora c'è Agrigento e trovate Pirandello, c'è Comiso e c'è Gesualdo Bufalino, Pachino e c'è Brancati, c'è a Castelvetrano Giovanni Gentile. Sto parlando della Sicilia. La Sicilia, sapete, l'Istat dice che la Sicilia è il posto dove si legge meno in assoluto, e secondo me le cose vanno di pari passo. E secondo me il fatto stesso che non abbiamo avuto, parlo sempre di cose banali, di cose semplici, parlo di piccioli, il fatto stesso che abbiamo dovuto attendere che arrivasse qualcuno a spiegarci come fare il vino, perché nel frattempo fino a 20 anni fa facevamo solo vini da taglio, e qualcosa ce la deve accendere una lampadina e cercare di capire che cosa fare. Se nel frattempo acquistiamo tante maturità, sarebbe opportuno acquistarne altre che possano dare un senso al futuro. E quindi quella difficoltà del fare, di cui aveva avuto percezione Tomasi di Lampedusa, io te la rigiro in una cosa che mi ha fatto diventare pazzo. C'è un gioiello in Sicilia di cui io credo nessuna scuola, tra le tante scuole siciliane, si preoccupa mai di illustrare, di raccontare, di descrivere, di svelare. È la casa dei fratelli Piccolo, dove appunto, a Capo d'Orlando, dove appunto Tomasi Lampedusa abitava, e figuratevi, era considerato Tomasi Lampedusa il cugino scemo di quella famiglia di assoluti geni. È un posto meraviglioso, incantevole,
è un posto frequentatissimo solo dagli stranieri. Come l'altro giorno, e appunto per questo invece di raccontare il libro vi racconto delle cose che vedo nel frattempo portando il libro. Mi trovavo, oggi ho visto che sui giornali c'è un allarme sulla Scala dei Turchi. È bellissimo vedere come alla Scala dei Turchi ci fossero solo i cosiddetti foresti. Ed è stato bello l'altra sera a Scicli, in un incontro organizzato da Carlo Ottaviano, verificare come tantissimi fossero i foresti presenti. Perché poi, e lo dico a voi che Taormina la conosce bene questa vicenda, questa storia, la chiave è tutta lì, non tanto cercare turisti, cercare viaggiatori, e i viaggiatori poi sanno trasformarsi in residenti e soprattutto hanno quello sguardo che noi non riusciamo più ad avere. Non c'era un solo siciliano alla Scala dei Turchi a prendere il sole, a godersi quello spazio di bellezza. E quando Adorno fabbrica quella cartolina si capisce perfettamente qual è il rapporto che noi, e io col dito accusatore in questo momento ho ben davanti lo specchio, qual è il rapporto che noi abbiamo con la bellezza, con la storia, con la potenza e l'importanza di questa terra, né più e nemmeno che usarla come una latrina. E questo l'abbiamo fatto da sempre. Grazie Pietrangelo. Credo che tu abbia toccato un punto essenziale, ma questa è una piccola notazione. Cercare viaggiatori e non turisti forse è una delle cose che per esempio a Taormina non si sta facendo più. Volevo però brevemente tornare su un terreno minato che è quello della mafia e della mafia dell'antimafia. La domanda è quasi scontata. Tu dici delle cose sacrosante sapendo di muoverti su un terreno blasfemo, circostanziato ovviamente, non dici delle cose campate in aria, ti ripeto, e sei in questo, hai il conforto e il supporto di gente che sulla lotta alla mafia è a 24 carati. Ma anche lì non c'è il rischio che muoversi su questo terreno indebolisca, metta in difficoltà, crei degli ostacoli alla lotta alla mafia, che comunque rimane purtroppo una delle frontiere sulle quali la rinascita di questa terra si misura? È proprio per salvaguardare il nome di Borsellino che io critico l'assessore Borsellino, ed è proprio per salvaguardare tutta quella fatica anonima, silenziosa delle istituzioni, dei poliziotti, dei carabinieri, della gente che giorno dopo giorno fabbrica un argine alla mafia, che io muovo la critica alla mafia dell'antimafia, perché esistono due tipi di mafia, la mafia e la mafia dell'antimafia, e poi c'è la lotta alla mafia, che è un'altra storia. Claudio Fava mi ha raccontato un fatto significativo. Mi ha raccontato di un ragazzo di 21 anni che fa il cronista in Calabria, e questo ragazzo prende 4 euro a pezzo, si occupa di giudiziaria, si occupa di una materia quindi pesante, e questo ragazzo è oggetto di una conversazione telefonica tra un capo Ndrina e un suo manutengolo, laddove il capo Ndrina dice: io a quello gli sparo in bocca. La conversazione è intercettata, grazie a Dio, dai carabinieri, che immediatamente dispongono della tutela di questo ragazzo, che continua a fare il suo lavoro, però senza riflettori, senza declamazioni, senza enfasi,
avendo la chiara consapevolezza di infilarsi in una vicenda, in una storia né più e nemmeno come la può vivere un poliziotto, né più e nemmeno come la può vivere un magistrato, né più e nemmeno come la può vivere qualunque funzionario delle istituzioni. E mi ha raccontato di una vicenda altrettanto emblematica, proprio perché bisogna fare sempre la comparazione, la contrapposizione, e bisogna rivendicare il diritto di poter criticare, di chi invece della lotta alla mafia ne fa parodia, ne fa ben più che un professionismo, una carriera, ne fa un'enfasi a tal punto che, come l'attuale governatore, si presenta in pubblico col giubbotto antiproiettile e chiede al Presidente del Parlamento europeo di entrare nell'emiciclo con la scorta, incontrando la ovvia e ingenua obiezione del Presidente di Strasburgo dicendo: ma guardi onorevole, noi abbiamo garantito la sicurezza al Presidente degli Stati Uniti, abbiamo garantito la sicurezza al Capo dello Stato, abbiamo garantito la sicurezza tempo fa perfino ad Arafat, si figuri. E tutto questo non fa che ridurre quella che è una vera urgenza in una sorta di parodia degna, io l'ho voluto definire pappagone in una fase, in questa lo vedo più come un Pirgo Polinice, il Miles Gloriosus, a fare di tutto una fanfaronata. Ripeto, proprio perché io ho urgenza di proteggere il ricordo, la testimonianza e il coraggio di Paolo Borsellino, che rivendico il diritto di critica all'assessore Borsellino. Grazie.